Ed ora diamo la parola al dottor Paolo Madeschi nella sua rubrica 3 minuti per la tua salute, che ha intervistato il dottor Lamarca. Vediamo. Benvenuti a una nuova puntata di 3 minuti per la tua salute, il programma di Videosound che tratta i problemi della salute e della sanità nel nostro territorio. Vi ricordate la volta scorsa avevamo il dottor Luciano Lamarca, è ancora qui con noi come ci aveva promesso per parlare questa volta dell'hospice, ma non in generale, ma di com'è e come funziona l'hospice della nostra zona di San Donà. Ecco, cosa ci dici del nostro, che è un gioiellino? Allora, innanzitutto, come avevo accennato nell'altra puntata, l'offerta di posti letto dell'hospice di San Donà di Piave è in numero 7. Naturalmente l'hospice di San Donà è l'ultimo in ordine cronologico ad essere stato attivato formalmente. Ha quindi seguito l'iter procedurale previsto dalla normativa regionale e risponde a tutti i requisiti che la normativa appunto prevede. È dotato ovviamente di un personale infermieristico che copre l'arco delle 24 ore per quelle che sono le esigenze assistenziali. Ad ottimo livello, posso dire, perché ne conosco tanti. Ad ottimo livello. Così a dirlo. Grazie anche all'attività del medico che ha la funzione di responsabile clinico della struttura, che è la dottoressa Angela Gherela. L'ingresso in hospice, l'altra volta ne avevamo un po' accennato, segue un iter abbastanza complesso da un punto di vista burocratico, perché la struttura è inserita all'interno di una casa di riposo. In effetti questo hospice, che si chiama Iris, questa struttura, è inserita nella casa di riposo Monumento ai Caduti in Guerra. Bene, l'ingresso sottende a tutto quello che normalmente viene previsto per l'ingresso in una struttura residenziale. Quindi occorre presentare una domanda su apposito modulo, questa domanda di ingresso in hospice deve essere protocollata dal distretto. Dopodiché si attiva un'unità di valutazione multidimensionale nella quale il medico curante, il medico del distretto preposto, in questo caso il sottoscritto, gli infermieri di riferimento, il medico dell'hospice, eventualmente l'assistente sociale del comune, concorrono a definire quello che va sotto il termine di piano assistenziale individuale, nel caso specifico l'ingresso nella struttura hospice. Il familiare può entrare quando vuole, a qualsiasi ora del giorno e della notte, ha un ingresso dedicato, quindi non deve attraversare, diciamo, l'ingresso principale della struttura, e addirittura può fermarsi lì a dormire, perché le stanze sono stanze singole per l'utente, ma con un doppio letto proprio disponibile per chi fa assistenza. Devo anche dire che io sono stato, e quest'anno, come avete sentito, daremo anche una certa assistenza morale noi del Rotary, sono proprio una stanza familiare, tendine, televisione, e poi, se possiamo dirlo, c'è una cucina che fa invidia a un ristorante. È vero. E possono scegliere. Ecco, questo è appunto quell'offerta che non è assistenziale, ma è di contorno, sì, per rendere l'ambiente il più familiare possibile, compatibilmente umano, con la situazione tragica che ovviamente hanno questi pazienti. Bene, allora ringraziamo di averci dato questa carrellata chiaramente veloce sulla nostra ASL. Grazie a voi. Lo riavremo, perché approfitto di lui per averlo in un'altra puntata per parlare un po' della terapia di supporto palliativo, terapia antalgica, e noi ci rivediamo la settimana prossima. Arrivederci.